Ho iniziato effettivamente da molto giovane, è stato bello ricevere subito il premio Tenco per la migliore opera prima, quello è un riconoscimento che ti aiuta anche a credere in quello che fai. Strappami la testa dalle nuvole, poi nascondimi, pregami, buttami, accendimi, ascoltami, arrenditi, eliminami. Ovviamente navigo a vista, nel senso che tutto quello che faccio è vivere giorno per giorno, sicuramente non ho un progetto preciso, ho sempre fatto cose molto diverse, non riesco, ma forse a livello caratteriale, a tracciare una linea da seguire in modo pedissequo, quindi vado, sì, comunque mi faccio trascinare dalla vita. Grazie. Non ci sono degli schemi, non seguo delle regole, mi capitano delle situazioni, mi piace buttarmici e tendenzialmente mi piace stare scomodo perché credo che quando siamo scomodi tiriamo fuori delle cose che non conoscevamo di noi. Lo so che è tardi, che sei partita, ma quest'estate non è iniziata e non è finita. Non è il mio primo strumento perché io suono la chitarra, però il pianoforte è lo strumento in cui la musica è visualizzabile nel modo più elementare. E poi anche banalmente secondo me la postura, il modo in cui stai quando suoni il piano è diverso, vengono cose più grandi col piano, questo penso. Le biciclette, poi le finestre, poi le serrande. Guarda che occhi. Piano e voce è quasi un'orchestra, mentre chitarra e voce è un'altra cosa, è più folk. Quindi è uno strumento completo, è fondamentale, forse lo definirei il primo strumento. E se non esistessero tutti gli altri sicuramente, cioè se ci fosse solo quello comunque la musica si potrebbe fare. Quindi sì, è il capo degli strumenti. Andare sul pianoforte ogni tanto ti aiuta pure a cambiare punto di vista e mi vengono in mente per esempio anche melodie più larghe da cantare, per questo si presta molto di più alle ballad, almeno per me, in base alla mia esperienza per ora. Hai detto sempre di voler scrivere su nuovi argomenti, nuove Sei cose. romano, vedo. Sì. Però arriverà un momento in cui avrai già parlato di tutto. Sì, E in quel momento che fai? è già arrivato. No, in quel momento devi vivere e quindi poi resettare e ricominciare da capo, però devi vivere qualcosa, devi uscire di casa, devi parlare con le persone, conoscere le persone, secondo me. Poi è questo, alla fine, cioè nutrirsi di facce nuove, di voci nuove che ti dicono cose, che ti danno una nuova linfa. Volevo chiederti se a te è mai capitato, mentre scrivevi le tue canzoni, di renderti conto che ti stavi ripetendo, che ti stavi autocitando e come esci da quel meccanismo? Mi succede coi testi, mi è successo anche inconsapevolmente di copiare una canzone degli Oasis e subito dopo ho detto, ah vabbè esisteva. Na 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 da sa, na 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 na, na 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 na, a Venezia. Ho detto cazzo, incredibile, stavo suonando questa cosa e poi ho detto perché mi viene un testo in inglese come se esistesse e poi esisteva. Questa è la cosa più simile a tutti che hai. Grazie. Riccardo Roia, ancora una volta. Grazie a tutti. Fulminacci. Grande. Grazie di essere stati qui, davvero. Vi voglio bene, grazie mille.